Buonasera, qui abbiamo Enrico Magnotti, allenatore dello Scandiano. Com'è andata questa partita? Beh, è andata bene, meglio del previsto. Chiaramente in pista si è notato una differenza di esperienza, di qualità. Noi credo che abbiamo una squadra che può competere per andare in A1, e a differenza di un Follonia che secondo me è una squadra di ragazzi molto giovani, a parte, a parte Saitta, ma questa cosa si paga in una partita come questa, quindi ragazzi che devono crescere, lavorare, migliorare. Noi invece da quel punto di vista siamo molto avanti rispetto a loro, e chiaramente il risultato poi è stato un risultato abbastanza importante a nostro favore, e niente, questo è d'altra parte lo sport. E i tuoi ragazzi sembrano che siano andati tutti abbastanza bene, quindi c'è da dire assolutamente nulla, o sbaglio? Sì, noi, a parte ecco, l'infortunio di Bozzetto che gli è uscita una spalla, e questa è la nota negativa della partita, e per il resto i ragazzi stanno bene, stiamo allenando bene, stiamo lavorando bene, siamo primi in classifica per adesso, e ecco, la speranza è quella di rimanerci fino alla fine. Grazie e complimenti, buonasera. Grazie, grazie a voi.